Per la rubrica Guarire si può, con noi Giovanni Casula, ospite relatore stasera a Cagliari nella sala Liliu della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu al Parco di Monteclaro. Alle 16 si svolgerà il seminario Benvenuto in psichiatria e tu slegalo subito, conoscere il passato per capire il presente e progettare il futuro. Dopo un decennio dal piano straordinario, dal piano sanitario regionale 2006-2008 e dall'esperienza di attuare in Sardegna la riforma radicale della psichiatria sancita dalla legge 180, e dopo un anno dall'inizio della campagna nazionale Tu slegalo subito, è importante per le organizzazioni che hanno promosso il confronto di stasera a Cagliari avviare un confronto costruttivo il più ampio possibile su quell'esperienza che soprattutto a Cagliari è stata significativa e coinvolgente. Tra gli interventi, tra i saluti di Francesco De Sogus, il funzionario della Biblioteca Metropolitana, e l'introduzione e il coordinamento di Alessandro Montigi, che è il responsabile delle politiche per la salute e della funzione pubblica della CGIL di Cagliari, e le testimonianze di Giovanna Del Giudice, che è stata l'ex direttrice del Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari, e la partecipazione di Denisia Merini, la responsabile delle politiche per la salute mentale della funzione pubblica della CGIL, e Pier Gavino Secchi, il vicepresidente della cooperativa Passaparola Onlus. Giovanni Casula, educatore professionale e a suo tempo operatore presso l'SPDC di Cagliari, interverrà e presenterà il suo libro Benvenute in psichiatria, storie e incontri di ordinaria follia, che tra l'altro ha la presentazione di Simone Cristicchi. Benvenuto Giovanni Casula. Benvenuti a voi, sono molto contento di avere questa opportunità di raccontare un po' di questo, che è un libro che è uscito nel 2012. Sono contento che siamo nel 2017, se ne parli ancora. Sono storie universali, quindi senza tempo anche, se vogliamo, e sono particolarmente contento di essere tornato in Sardegna, perché da qualche anno mi occupo sempre di salute mentale, ma non più nella nostra terra. Sono di Svizzera italiana, e questa occasione che mi è stata offerta di raccontare questo pomeriggio un po' di più, magari anche con più lucidità, forse, come si dice, a bocce ferme, no? Di quell'esperienza, sono contento di poterla condividere in anteprima con Radio Onde Corte. Sono contento di questa opportunità. Un po' nel tuo libro e anche nella narrazione del libro di Giovanna Del Giudice si parla di un'esperienza coinvolgente, straordinaria, di lavoro politico e culturale per l'attuazione della riforma psichiatrica in Sardegna, l'attivazione di buone pratiche, e in questa cornice di idealità, di grandi risorse, energie e personalità che lavoravano con passione gli obiettivi che si erano prefissati, si descrive in questa cornice comunque un'atmosfera tumultuosa, talvolta conflittuale, non solo nei confronti ma anche negli scontri delle visioni delle varie psichiatrie presenti in quegli anni in Sardegna. Tu come hai vissuto la tua esperienza a Cagliari all'interno di questa cornice di tumulti? Allora, quello che in quegli anni succedeva era c'era un grande dibattito, sia diciamo ideale che legato anche al che fare, quindi alle pratiche. Venivamo da un 25 anni di immobilismo, sostanziale immobilismo nel campo della salute mentale,
posso senz'altro dire che ad esempio la mortificazione di figure professionali come quelle degli educatori era in atto da tanto tempo, ovvero sia gli educatori, ad esempio, la categoria di cui io faccio parte. Ricordo che in quegli anni ero anche il presidente della sezione sarda, più volte, no, sollecitavano alla politica e anche ai tecnici un lavoro di comunità maggiore, un'incentivazione del lavoro di prossimità, della presa a carico, no, delle persone con sofferenza mentale, che fosse sistemico, quindi legato al territorio e non alle pratiche diciamo post-manicomiali, che comunque avevano quella caratteristica sempre direi segregativa, o comunque di mortificazione, no, delle risorse che le persone portavano. E in quegli anni avviene che anche per gli educatori c'è un'attenzione differente. Ricordo che l'allora capo del Dipartimento, Giovanna Del Giudice, decise, anche coerentemente con quelle che erano le linee di quegli anni, di investire di più aprendo una serie di selezioni pubbliche per gli educatori. Ecco, io arrivo in quel frangente, dopo aver lavorato comunque in vari settori anche della salute mentale, con contratti più o meno precari, arrivo con una voglia anche di coinvolgermi, e con una motivazione insieme ad altri tanti colleghi, cercando di fare quello che gli educatori sanno fare, cioè stimolare non solo un dibattito tra altre professioni, ma anche mettere in campo quella che è la specialità degli educatori, ovvero la relazione educativa, la relazione che come dire, tende a sviluppare le potenzialità e non a sottolineare le difficoltà che già la psichiatria classica ben fa, no? Nel senso che dare una diagnosi è già un lavoro della psichiatria farmacologica, se vogliamo, la vetropsichiatria, che un po' si dimentica della storia della persona e della sua rete sociale. Questo lo dico nel senso che non sono il primo a dirlo, non lo dico in modo, come dire, svalorizzante, però oggettivamente in quegli anni c'è un rifiorire di questo tipo di lettura. E quando arrivo a decidere di ingaggiarmi, diciamo, in un lavoro assolutamente sperimentale all'interno del servizio psichiatrico, non lo faccio a cuor leggero, nel senso che ci avevo pensato un paio di giorni. Devo dire, non so, questo è un piccolo retroscena, che Giovanna Del Giudice mi disse, ci davamo del lei all'epoca, ma lei cosa ne pensa dell'SPDC? SPDC è un po' un mondo a sé, perché nessuno di noi operatori educatori almeno ci ha mai lavorato, e lei non ce lo vedrebbe bene un educatore là dentro. Gli ho detto, se sta pensando a me, io potrei anche provarci, nel senso che sono uno che vuole buttarsi nelle cose, e prima di giudicare che siano altri a farlo potrei anche provare, però mi deve dare almeno l'opzione B, cioè che fra un mese ne riparliamo e magari le dico che non sono la persona giusta, no? In realtà l'esperienza, che era cominciata nel 2008, mi ricordo ancora, era agosto, un caldissimo agosto del 2008, e fu traumatizzante ma molto molto energizzante, no, per me, nel senso che vidi una situazione oggettivamente complessa e a volte con tratti anche drammatici. È lì che iniziai a fare un diario di bordo, perché per me lo scrivere i momenti più difficili, che mettevano anche in discussione la mia sensibilità, la mia capacità anche di gestire certe emozioni, vedendo anche delle cose che non mi piacevano, come le contenzioni, come un certo tipo di approccio alla persona in quegli anni da parte magari del personale infermieristico, medico, eccetera. Non è stato facile, no? In qualche modo trovare il senso del mio lavoro, che era tutto da inventare, perché non essendoci stata prima di allora nessuna esperienza in Italia, almeno che a me nota, insomma, che potesse dire l'educatore professionale fa questo in un reparto psichiatrico. Ecco, questo è stato da una parte un vantaggio, perché ho potuto, come dire, valorizzare quel sotterraneo di me che era
mosso dall'entusiasmo e dalla voglia anche di trovare il senso del mio lavoro, che era essenzialmente stare con le persone, parlare con loro, raccogliere la loro storia, vedere che rete sociale avevano, fare in modo che quelle ore, quei giorni, quelle settimane talvolta di degenza fossero il più possibile leggere, compatibilmente con una struttura che di leggero aveva poco per come era organizzata. Parlo di una fase in cui i due SPDC erano uniti, cioè c'era un unico SPDC e c'erano anche 30 persone al giorno, ricordo dei lettini messi anche nel corridoio, per cui è stato un mese, uno dei mesi più difficili della mia vita, però non ho voluto mollare e attraverso la scrittura alleggerivo questa pesantezza, e per cui la scrittura non è nata per produrre poi quello che poi è diventato un piccolo libro che ha avuto un discreto successo, ma per me come autocura della mia difficoltà, perché avevo sì occasione di parlare non tanto quella del giudice che aveva già i suoi conflitti e le sue difficoltà a gestire l'intero dipartimento in una fase cruciale, no? di riorganizzazione, quanto anche parlare con gli altri operatori, perché mi sentivo abbastanza isolato. Ricordo che c'era un bravo psicologo, Alessandro Sirolli, col quale potevo avere un'interlocuzione più vicina alle mie corde, e questo mi ha aiutato. Eravamo perlomeno orientati ad un lavoro comune, un lavoro di attenzione, e quindi queste alleanze che piano piano si sono costruite anche poi con qualche infermiere, no? che appunto aveva capito il senso di quel mio essere là, è diventata poi un'esperienza che non è durata poco, perché è durata 4 anni. Tra l'altro è un'esperienza che arrivava dopo il momento drammatico proprio in cui Giovanna Del Giudice era direttrice del Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari, in cui il signor Giuseppe Casu venne legato mani e piedi e morì all'interno di una pratica ancora in uso nei servizi di salute mentale italiani, che è la contenzione. Un'esperienza drammatica che portò in prima linea l'Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica con Gisella Trincas al sostegno della famiglia del signor Giuseppe Casu. Tra l'altro questa è una vicenda che, a differenza della vicenda simile nelle pratiche, mi riferisco a quella di Mastro Giovanni, qui la giustizia non ha portato degli obiettivi concreti nel condannare queste pratiche e questi operatori che hanno utilizzato queste pratiche contro il signor Giuseppe Casu. Tu hai dei ricordi particolari di quei momenti? Come si vivevano queste dinamiche all'interno dell'SPDC? Erano anni di sostanziale omertà, nel senso che la vicenda Casu, che era successa 2 anni prima, io sono arrivato nell'agosto del 2008, la morte del povero signor Casu è avvenuta nel giugno 2016, erano passati 2 anni in cui comunque i tempi della giustizia erano ancora in auge, nel senso che non si era ancora risolta la vicenda dal punto di vista giudiziario, per cui sostanzialmente c'era da parte dei medici che vi lavoravano un non parlarne, per ragioni da una parte anche di opportunità, nel senso che sono in corso tutta una serie per cui la cosa che potevo sicuramente notare in quegli anni è che qualche familiare mi confidava di avere qualche difficoltà ad aver fiducia in certi medici, no? Senza star qui a fare i nomi, però avevano un po' di difficoltà a accettare che quello fosse un luogo oggettivamente di cura, no?
Lo facevano sicuramente anche provati sfiancati dalla fatica di vedere un loro caro magari nuovamente ricoverato in quel reparto. Lo facevano anche per paura, perché comunque si sentivano anche di altri decessi in altre parti d'Italia. Quello poi di Mastro Giovanni è venuto dopo, però di tanto in tanto chi era sensibile a queste tematiche poteva assolutamente saperne di più attraverso anche quello che era il lavoro di ASARP, assolutamente, per cui le persone più attente a questo tipo di dinamiche erano preoccupate in certi frangenti. Da parte dello staff medico di allora, ripeto, c'era un sostanziale lavoro di routine centrato sulla urgenza e emergenza di quel giorno, e devo dire non ho mai sentito poi grandi commenti, se non magari sottovoce, così potevo intuirli, ma non potrei dire che in quegli anni c'era una sorta di c'era un enorme non detto, questo evidentemente, perché nel momento in cui quella mattina usciva sul giornale, sull'Unione spesso c'erano degli articoli in cui uno dei medici o più medici prendevano una certa posizione contro, c'era un borbottio che però era un po' quasi a cui io ero un po' ovviamente tagliato fuori. Devo dire che io poi non amo molto il buttarmi dentro a certe dinamiche anche di comunicazione, perché ho sempre pensato che il mio lavoro essenzialmente era centrato sulle persone, per cui facevo anche già fatica dopo la prima ora di equip con i medici a stare lì a approfondire ulteriormente la diagnosi, la posologia della terapia, e mi dedicavo direttamente in reparto a un lavoro che era essenzialmente di cura relazionale, no? Sì. Proprio da questo tuo punto di vista privilegiato sei riuscito con questo tuo diario di bordo a costruire la narrazione di storie che hanno accompagnato il tuo percorso professionale, storie che raccontano le difficoltà delle esperienze di sofferenza mentale che vivevano le persone ricoverate in SPDC, però anche le speranze, i sogni, le illusioni che circondavano le visioni e le relazioni che accompagnavano la tua esperienza professionale insieme a queste persone. Sì, è stata la mia salvezza, perché credo che in quegli anni la veemenza che avvertivo dentro di me della distanza tra un certo modo di vedere il paziente, no? Come veniva chiamato, quindi gli veniva spogliata anche la dignità di un nome, di un cognome, no? E la veemenza appunto che l'istituzione riservava alle persone ricoverate, per me è stato un punto cruciale nel mio percorso anche di crescita professionale oltre che umana, cioè non mi rassegnavo all'idea che appunto quello della camera a letto 1 avesse quella patologia e venisse trattato con quel tipo di farmaco. No, mi sembrava, direi che è retorico che io lo dica probabilmente, che la persona è molto più complessa di quelle 4 informazioni o anche 5, però oltre quelle non si andava, anche perché la preoccupazione del medico spesso in trincea era quella di lo teniamo qualche giorno e poi lo restituiamo al territorio. Ora capite bene che in questo contesto dove la mia visione, ma non solo la mia, insomma, anche la mia mission di quegli anni era cerchiamo di avvicinarci a queste storie con tatto e con passione, perché la ricchezza che queste storie mi raccontavano erano straordinariamente belle e importanti, no? Belle, drammaticamente belle, perché capivi dalla loro narrazione, le persone raccontavano pezzi della loro vita che erano rivelatrici di sofferenze, ma anche di possibilità di punto di svolta, no?
E devo dire che quegli anni mi hanno dato molto, e la scrittura, come dicevo, è stata per me un po' un'ancora di salvataggio. Mi ricordo che c'era stato un paziente che nottetempo era stato un po' frettolosamente dimesso, e mi aveva regalato una piccola poesia, diciamo così. L'aveva scritta, tra l'altro, non essendoci un foglio lì vicino, l'aveva scritta in un fazzoletto di carta, no? Questo signore era molto molto simpatico, nel senso che viveva la sua dimensione di cattività, diciamo, la sua dimensione di ricoverato con una certa leggerezza, no? E così niente, la mattina seguente rientro nella sua stanza, dice: dove è finito signor Mauro? Non c'è più. Ha detto: no, ma c'è qualcosa per te. E allora lui scrisse: le risate che produce la tua bocca sono i seggiolini sui quali le persone che soffrono trovano gioia e desiderio di vita. Il raggio di sole delle tue iridi sono come le torri panoramiche su cui ogni spettatore vorrebbe salire per avere la vera visione del mondo. Per me era un attestato di grande valore, perché io non avevo nessun merito, no? Ma lui riconosceva il fatto che la mia presenza, la mia sola presenza in reparto con una chitarra, con l'idea di fare un jingle alla persona che in quel giorno era stato ricoverato ed era il suo compleanno, per esempio, o banalmente avevo ricevuto la visita di una persona che, preoccupata del suo stato di salute, era da tempo che non vedeva. Ecco, queste attenzioni dal dentro al fuori, questo reparto che, ripeto, all'epoca provava ad aprire le porte, e per me è un attestato di grande valore. Ecco, queste piccole cose io le scrivevo, no? Dicevo: questo paziente che mi lascia questa cosa, questo signore che mi lascia quest'altra, e devo dire che a queste storie sono molto affezionato, perché alcune di queste purtroppo hanno avuto un esito negativo, nel senso che sono magari passati degli anni, queste persone non ci sono più. Alcune altre persone, io sono in contatto ancora con la famiglia, con le stesse persone. C'è una ragazza in particolare a cui sono molto affezionata, che noi avevamo dimesso perché per noi, dico noi come istituzione, quindi ci metto tutta l'amarezza di queste parole, non era trattabile perché era troppo complicata. Cioè lei si faceva del male in reparto, bisognava legarla ma il giudice non voleva, no? Queste erano le cose che raccontavano. Per fortuna lei ha avuto una straordinaria famiglia che aveva accompagnato in una struttura molto, molto attenta a un certo tipo di disagio psichico a Roma, e mi ha scritto qualche tempo fa. Lei ha raggiunto il suo sogno. Lei sta benissimo, nel senso che lei è andata a fare l'infermiera, che era quello che desiderava fare. Quindi viveva in quel periodo una grave difficoltà emotiva che stava sfociando in una psicosi, diremo in termine tecnico, e che invece è riuscita con un trattamento sicuramente anche farmacologico, ma sicuramente con il calore della famiglia che era con lei in questo percorso, e con una buona terapia legata, insomma, a un sostegno psicologico, è riuscita a realizzare il suo sogno. Adesso lei è stata anche in Africa, che era uno dei suoi sogni, ha fatto sono molto contento, siamo in contatto ancora. Nel libro è descritta come un caso diciamo disperato, su cui infatti il brano finisce dicendo: la lasciamo andare con un'amarezza, no? Nel senso che non sappiamo che fare, no? E io sapevo invece che la mamma in particolare era molto determinata a lasciare stare quel tipo di trattamento, che era solo farmacologico, che doveva soltanto trattenere questa enorme rabbia che questa ragazza dimostrava. E sono contento, perché è uno di quei casi che sono contento poi di raccontare, perché
ce l'ha fatta lei, ce l'hanno fatta i genitori che hanno avuto fiducia in lei, ma hanno anche trovato fuori dalla Sardegna, mi dispiace dirlo, una condizione più vantaggiosa e più di sostegno più marcato, e lei è riuscita a star bene, è da anni che sta bene, quindi non parlo di una situazione così temporanea. E quindi le storie che vi dicevo sono scritte in questo libro, è una parte minima delle storie che ho vissuto, perché voi immaginate che dall'agosto, dicevo, del 2008 io ho terminato la mia esperienza a giugno del 2012. È terminata quando ho dato una copia del libro, inizialmente una copia, diciamo, prima della stampa all'allora direttore del dipartimento, perché la giornata del giudice non c'era già più da un annetto quando è uscito il libro, il dottor Augusto Contu, il quale ne ha avuto copia, quindi aveva anche in parte letto quello che c'era scritto. Però la cosa che poi è successa è che verso maggio, un mese prima dell'uscita del libro nelle librerie, dopo che era arrivata anche tra l'altro la prefazione di Simone Cristicchi, che aveva letto in anteprima il libro in formato PDF che gli avevo mandato, gli era piaciuto molto, lui aveva scritto anche lui un libro per la Mondadori sulla sua esperienza di volontario nei vecchi manicomi, oltre ad essere stato l'autore, no, della famosa canzone Ti regalerò una rosa. Pur senza conoscermi mi aveva detto: questo è un libro che è vero, no? E sono contento di farti 2 righe di prefazione. Quindi questa piccola perla messa all'incipit di questo libro era anche un valore aggiunto, no, a quel libro stesso. Io sono un educatore, continuerò a essere un educatore, non diventerò probabilmente mai uno scrittore, ma mi faceva piacere condividere con altri le storie che avevo scritto. Quando arriva nelle mani di alcuni medici del reparto, che mi avevano sempre apprezzato, io devo dire, non penso di dire una falsità, non ho mai avuto critiche feroci su quello che facevo. Io penso che fossi, come ho scritto nel libro, funzionale alla disfunzione del sistema del servizio psichiatrico, cioè ero funzionale perché comunque andavo verso le persone a fare un certo tipo di lavoro che da qualche parte sganciava dal lavoro relazionale degli infermieri, dei medici, un certo livello di conflittualità. Quindi paziente che reiterava la sua richiesta di uscire, di andare a fare un po' di spesa fuori, o piuttosto che la richiesta di una dimissione un po' più ravvicinata, ecco, devo dire era molto apprezzato questo lavoro, no? Il lavoro che facevamo di assemblee di reparto, le chiamavamo, cioè un momento in cui i nuovi arrivati avevano la possibilità di vedere chi erano gli altri ricoverati e in qualche modo presentarsi, e noi avevamo, noi operatori, io e dei volontari dell'associazione AVO, che in quegli anni aveva dato una grossa mano operativa nel lavoro interno al reparto. Ecco, si riusciva a organizzare dei momenti in cui le persone non erano, ecco, satellitizzate, lasciate sole nella loro solitudine anche piuttosto angosciante, di doversi vivere questa dimensione del ricovero come una dimensione di solitudine, no? Ecco, questo era un po' il lavoro che facevo, e quando dissi a diversi medici: ho scritto questa serie di racconti, naturalmente voi sapete di chi parlo, anche se i nomi che scrivo sono assolutamente differenti. In alcune storie ho fatto un lavoro un po' più di trasformazione della vicenda, perché potesse essere un po' meno riconoscibile, perché era anche un'attenzione data alla privacy della persona stessa. Quello che ne è ricavato è un'immediata reazione scomposta, devo dire, da parte dei medici, inizialmente da un 2 o 3 e poi da tutto lo staff anche infermieristico, che mi ha riservato un gelo totale negli ultimi 15 giorni di lavoro. Devo dire che anche quello è stata diciamo l'inizio dell'esperienza nei servizi, e la fine dell'esperienza sono stati i 2 momenti che finora sono un po' più duri della mia vita, perché in effetti ecco, fare esperienza di essere
non riconosciuti è veramente devastante, no? Io come operatore da altri operatori, figuriamoci le persone che vivono una situazione di fragilità da altre persone che si dicono curanti, no? Quindi questa esperienza un po' da paradossale, un po' da legge del contrappasso, devo dire che è stata anche quella molto formativa. Mi ero arrabbiato molto su questa cosa, nel senso che la mia reazione è stata: ma perché? Cioè, io non mi avete mai criticato per quello che faccio e mi criticate per quello che scrivo. E poi ho capito, no? Perché all'interno del libro, chi l'ha letto lo sa, ci sono dei riferimenti, ma neanche poi tanto cruenti e critici. Devo dire che ho fatto un lavoro di cesellatura, perché, lo dico con molta sincerità, dopo qualche anno avrei potuto essere molto più duro, devo dire la verità, mi dispiace dirlo, però ho cercato di valorizzare, perché il libro, quando ha avuto l'idea di forma di libro, voleva essere non un libro che censurava alcune pratiche eccetera, benché nelle storie si capisce che sono da me assolutamente non condivise, ma voleva dare risalto alla bellezza e drammatica bellezza delle storie che raccontavo, ma anche di alcune grossolane incongruenze che quel tipo di istituzione di cui anch'io facevo parte oggettivamente faceva, insomma. Bene, con questa considerazione su i drammatici 15 giorni finali del lavoro di Giovanni nell'SPDC di Cagliari, concludiamo questo dialogo con Giovanni Casula e vi ricordiamo che stasera, venerdì 20 gennaio, nella sala Liliu della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu al Parco di Monteclaro si svolgerà il seminario Benvenuti in Psichiatria e tu slegalo subito. Grazie Giovanni. Grazie a voi e auguri per la web radio.